Al Mugnaini la capolista Bogliasco in maglia bianco-rosso ospita il San Desiderio in maglia blu scuro, valevole per la sesta giornata del campionato di promozione. Alle 15 il signor Caida fischia il calcio d'inizio dopo 20 minuti in cui le squadre si sono studiate, prende le misure del San Desiderio e quando il funambolo Casella si incunia in aria, Manzi lo mette giù. Per il direttore non ci sono dubbi e indica il dischetto. Alla battuta andrà colui che si è conquistato a rigore calciandolo come meglio non poteva, portando in vantaggio il San Desiderio. Al 30° riparte in contropiede il San Desiderio con Casella che salta con un numero all'avversario, ma quando si avvicina al limite dell'area viene recuperato dal difensore. Con un grande intervento, l'ultima azione saliente del primo tempo è di Marca Bogliasco. Facchini la mette in mezzo per Carnemolla che di testa cestina una buona occasione per il pareggio. Nella seconda frazione al secondo minuto Bucchieri prova il gol a sorpresa dalla distanza, conclusione potente ma palla che termina a lato della porta. Risponde Bogliasco con Pindus, tiro velenoso parato da Chinchio, poi azione che sfuma. Continua l'assedio del Bogliasco, al quarto dalla ripresa il pallone arriva sul destro di Ballai che calcia di prima intenzione, si avvicina al secondo palo per poi oltrepassare la linea di fondo. Minuto 72, da posizione defilata si rende pericoloso sempre Bomber Pintus. Dopo la respinta del portiere i locali protestano per un tocco di mano, ma per il signor Caida è tutto regolare. Sull'auto di destra il pallone viene servito a Moretti che scarica in porta un preciso tiro diretto nell'angolino disinnescato da Chinchio con un intervento prodigioso. Al 90° riparte in contropiede Casella, successivamente serve con l'esterno Cimieri che solo davanti a Giarossi la piazza sul secondo palo, facendo scoppiare la festa del San Desiderio, consapevoli di aver portato a casa 3 punti importantissimi. Dopo il gol ravvisiamo un braccio largo da parte di un giocatore biancorosso, lasciamo spazio all'uomo viola e alle opinioni in studio per un possibile cartellino rosso. Non finisce qua perché gli ospiti mettono il punto esclamativo a questa giornata, sempre il solito Casella manda in porta con un filtrante classe 2003 Ndiaye, tutto solo non sbaglia davanti al portiere e fa 3-0. Il San Desiderio porta ufficialmente a casa la meritata vittoria conquistata con grinta e coraggio. Prima sconfitta per il Bogliasco che nella prossima domenica deve affrontare la corazzata del Molassana.